Lo stavano tenendo d'occhio da tempo, controllavano i suoi spostamenti, fino alla mattina del 31 ottobre, quando i carabinieri di Castelfranco si sono presentati nell'abitazione del 17enne. Il giovane da tempo era sospettato di spacciare stupefacenti nel centro di Castelfranco a giovanissimi acquirenti. Siamo partiti proprio dai minorenni, che anche insomma, ragazzi di 14-15 anni che hanno fatto uso di stupefacente, e attraverso di loro siamo poi arrivati al responsabile di questa attività di spaccio. Il pusher minorenne con precedenti di polizia specifici è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli acquirenti siamo poi risaliti alla fonte e hanno poi raccolto tutta una serie di dati che hanno consentito di avere questo provvedimento di perquisizione, all'esito della quale è stata trovata la droga in casa del ragazzo. La perquisizione è stata effettuata dai militari dell'Arma di Castelfranco assieme a 2 unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. In casa è stato trovato un ingente quantitativo di stupefacenti, oltre al materiale utile per lo spaccio al dettaglio, ovvero 483 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e la somma di 3.000 euro in contanti, frutto verosimilmente della vendita delle dosi. Il giovane è stato prima tradotto presso il centro di prima accoglienza di Treviso, poi, arresto convalidato, è stato affidato ad una comunità in attesa del processo. Un fenomeno, quello dei minori coinvolti in reati, anche gravi, che preoccupa. Probabilmente c'è una minore percezione del gesto criminale che viene messo in atto, e anche la presunzione forse di non trovare la giusta punibilità. In realtà il processo minorile insomma, fa il suo corso, e alla fine le condanne sono come quelle per gli adulti.